i tic-toc, 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 sinceramente lui lo diceva quando il tic-toc non si vedeva. È letteralmente immarcabile. Se la vede Gattuso. Amici bellini, buon martedì, assolutamente, e ci troviamo in questa situazione, non in questa situazione che di solito, perché partiamo direttamente con la lavagnetta, perché mi sono reso conto di una cosa, voi dovete capire un fatto: per quanto io cerchi di guardare il pallone, di guardare i movimenti dei giocatori, se io sono in clima partita, io ne capisco di meno ed è complicato scindere il tifoso da quello che vuole fare l'analisi tattica. Quindi quando mi trovo poi a guardare il primo tempo postumo, sapendo già il risultato, senza avere quel patema d'animo, mi rendo conto di alcune cose leggermente diverse, che non so se sono cose che mi sto rendendo conto adesso, se sono cose che il Napoli sta facendo diversamente. Se c'è insoddisfazione, io lo capisco pure, perché io per primo ho guardato il secondo tempo, la sofferenza, ma la sofferenza è più questione di paura perché siamo in una situazione, diciamoci la verità, è una situazione veramente grave nell'ambiente, eccetera eccetera, ma poi vai a vedere, vai a scavare, ma quante parate ha fatto Ospina? Cioè, quanti pericoli reali, l'assalto del Parma, vorrei capire, perché poi fai un attimo i conti, non caccio XG, non caccio niente, perché poi magari li approfondiamo stasera in live, perché stasera ho intenzione di recuperare la live che non abbiamo potuto fare ieri, così voi mi direte, prima nei commenti adesso, e poi magari in live, cosa ne pensate voi. Ma passiamo direttamente alla lavagnetta, perché dopo dobbiamo affrontare la questione di Gattuso, è innegabile, è importantissimo, quindi mi sposto da questa parte e cambio tutta la situazione. Come si fa così, una magia, la magia. Allora, il Napoli si presenta così, no? E mi sembra chiaro ed evidente, con un 4-3-3, dove però non ho visto questo pullman di D'Aversa, ho visto un primo tempo anche abbastanza equilibrato, dove il Parma cercava di fare anche la partita. Gattuso ha detto una squadra molto fisica, quindi tu devi fare anche qualche fallo. Il Napoli che sta tornando un po' più umile, un pochino più accorto, magari non si riversa completamente nella metà campo avversaria, perché altrimenti sganci un'arma per loro, no? Sganci Gervinho, quindi il Napoli non lo fa, resta un pochino più accorto, poi cerca di offendere con questo 4-3-3 che presto detto, ovviamente, è chiaro, con Demme praticamente che si fa vedere, Elmas che va, Zielinski che va, Insigne che cerca la sua posizione dove la deve cercare, e Petagna che fa un lavoro molto molto efficace. Ieri mi è piaciuto molto il primo tempo, ho guardata dopo, il primo tempo di Petagna mi è piaciuto moltissimo. Segnalo delle piccole cose che con calma sul taccuino si possono segnare. I recuperi di Elmas l'ho visto recuperare a un certo punto su ancora lo chiamo Jorginho, su Gervinho, un'azione pericolosa, e Elmas arriva fino a qui in scivolata. Ne ha fatti parecchi di recuperi e sono troppo contento per il gol, perché secondo gol dopo il primo, quindi 2 gol consecutivi dopo 2 partenze da titolare. Noi l'abbiamo sempre detto che Elmas è attento a quello che dice Gattuso, ci crede tantissimo nell'allenatore, fa le cose che deve fare, e con un po' più di minutaggio si sta vedendo l'applicazione di questo ragazzo, che ha anche la possibilità, perché è all'estero, di superarne un paio e di concludere. Nel secondo tempo arriva anche al tiro, cioè c'è deviazione del difensore, altrimenti anche quella andava in porta. Comunque, Lozano che distribuisce i soliti cartellini gialli, si sa. Insigne, il primo tempo non mi è piaciuto tanto, un po' troppo si sta incaponendo in questo tiro da qualsiasi distanza. Secondo me questa maledizione del 100° gol, ho questa sensazione. Petagna abbiamo detto ci è piaciuto, Lozano che anche lui torna molto in difesa, Di Lorenzo bene, devo dire, molto propositivo, dare una soluzione a Lozano su quella fascia, e poi anche nel secondo tempo ha tenuto abbastanza bene Jorginho, ragazzi, lo chiamo Jorginho, non ci posso fare niente, chiamiamolo Jorginho.
Dopodiché in fase difensiva io non vedo proprio il 4-1-4-1 solito, perché in questa volta Gattuso si stava difendendo, non so se è dovuto anche alle caratteristiche dei giocatori, ma ci stavamo difendendo un po' più come fa Pippo Inzaghi. Quindi nel 4-3-3 di Pippo Inzaghi sono a volte più gli attaccanti che vanno nel primo pressing ad aiutare Petagna. Ora potrebbe essere una soluzione nuova di Gattuso, che sta cercando di far aiutare più loro in primo pressing, in modo tale che sei più coperto evitando le imbucate, ovviamente, e poi si possono alternare, perché se succede questo e la palla cambia direzione si può alternare Elmas. Però ho visto questa cosa qua nuova, cioè capita più che tutti e tre gli attaccanti sono in prima pressione e non come il 4-1-4-1 che avveniva dall'anno scorso Coppa Italia, dove andavano loro le mezze ali in primo pressing e rimanevano più bassi le ali. Quindi questa è la cosa che volevo sottolineare per il primo tempo che ho visto, e poi si è ripetuto anche nel secondo. Dopodiché nel secondo tempo niente parate di Ospina, niente di niente, il palo di Insigne, il palo di Bakayoko che scheggia anche lui il palo, e vediamo cosa succede dopo i cambi, perché giustamente entra Yusai per Mario Rui perché probabilmente non ne aveva più. Poi succede questo, ragazzi. Succede questo: Maksimovic va al centro della difesa, Manolas va qua, Di Lorenzo va qua, Deme e Bakayoko si mettono così e quindi si giocava. Io l'ho chiamato 4-3-3, Gattuso lo chiama a tutti gli effetti 5-4-1, ma perché sei in fase difensiva devi annusare il pericolo, e allora è così. Ovviamente c'era Lozano prima punta e Politano era qui, ed è bello anche il siparietto dove Politano dice io non ti sentivo, e Gattuso ha detto perché non mi sente, era facile capire che stavamo 5-4-1. Evidentemente Politano stava ancora un po' più avanti, però bene che ci sia arrivato un po' più avanti, perché poi in un altro attacco del Napoli il Napoli segna e il Napoli si sblocca di nuovo mentalmente, quella paura passa e gli ultimi minuti li giochiamo anche un pochino meglio, più veloci. Mamma mia, com'è lungo sto video, ma l'analisi tattica lo sapete. Adesso dobbiamo andare a parlare di Gattuso, perché sono importanti le parole. Rispostiamoci così, rispostiamoci da quest'altra parte. Ragazzi, mi sembra evidente che chi diceva Gattuso out, non voglio parlare di Ariel perché è chiaro, Gattuso lo chiama proprio in causa, dice proprio le parole sue eccetera eccetera, ma in generale chi diceva Gattuso out e chi lo dice ancora sarà accontentato, ma Gattuso perché se ne va lui? Ma non che si dimette adesso come qualcuno pensava e come anche io ho detto, se i giocatori non lo seguono è capace che si dimette, perché l'uomo di conseguenza fa così: se i giocatori non ti seguono, mi fai fare figure di me, se ne va e non te ne niente da vedere. Ma Gattuso arriverà fino alla fine della stagione o arriverà fino a che De Laurentiis lo manterrà sulla panchina? Finché arriveranno i risultati non c'è discussione. De Laurentiis non lo vuole esonerare, De Laurentiis vuole le dimissioni, è troppo facile, amico mio. Caro amico caro, e così è troppo facile, perché così non lo devi pagare e nel frattempo telefoni. Io capisco che nel frattempo tu telefoni e cerchi la soluzione alternativa, perché sicuramente mentre dava la fiducia ad Ancelotti lui già stava telefonando a Gattuso. Così deve fare un presidente, è chiaro, è chiaro. Il problema è che lui dice io non l'ho fatto, però a me mi hanno contattato, non abbiamo nessun contratto firmato per il futuro, io sono stato corretto, tu dovevi essere corretto. Lo capisco il discorso di entrambi, però si aggiunge a questo il fatto della pressione mediatica da parte di giornalisti che sono comunque delle firme importanti nell'ambiente partenopeo e che purtroppo influenzano perché stanno in televisione tutte le giorni e influenzano l'umore generale dei tifosi, che poi influenza l'umore generale dei giocatori, perché Gattuso dice io posso anche non leggere niente, però queste cose poi girano, quelli che smanettano sono i giocatori, quindi a furia di smanettare i giocatori che leggono Gattuso out, le critiche che si susseguono eccetera eccetera, lo capite quando io dico sono fragili mentalmente? Cosa intendo? Intendo che c'è sempre il pericolo che qualche cosa possa rompere il giocattolo, è un giocattolo che si sta mantenendo in piedi per spirito santo, perché comunque senza Osimhen e senza Mertens lui fa bene a sottolinearlo, perché se
nessuno lo dice, fa bene a sottolinearlo. Con solo con Petagna, adattandolo, è difficile fare risultato, specialmente quando giochi ogni 3 giorni, è complicatissimo. E lui lo dice pure, dice mo io perdo con l'Atalanta, nata volta Gattuso altro. Ma così sarà, e così sarà, come abbiamo detto nei video precedenti, fino a che non finirà la stagione, perché bastano 2 partite sbagliate, di nuovo bu giù con cose tremende, eccetera eccetera. Chiariello pare abbia fatto dietro front, ha detto io mo depongo le armi e dico andiamo avanti fino alla fine. Non lo so, conoscendo il personaggio lui dirà sempre quello che vede, lui dice quello che vede, poi io magari posso vedere cose diverse. I TikTok, sinceramente lui lo diceva quando il TikTok non si vedeva, quando eravamo belli verticali. Io contesto a Gattuso una serie di partite dove il Napoli non mi è piaciuto con la Lazio, non mi è piaciuto con il Torino, non mi è piaciuto con l'Udinese vittoria, non mi è piaciuto con l'Empoli vittoria, ma il resto col Verona ovviamente, ma tutte le altre partite il Napoli ha fatto comunque gare dignitose, alcune molto sfortunate, sono ritornati i pali, i rigori non ce li danno, alcune anche sfortunate, alcune dove l'avversario è più forte e ci può stare, e altre proprio maledette tipo quella dello Spezia dove tu devi vincere 50-0 e per caso non vinci. Questo è quanto nel discorso mio su Gattuso. Comunque non vi preoccupate, voi che lo volete vedere via dal Napoli, lui se ne andrà lui, e io spero che se ne vada sbattendo la porta, nel senso portandoci in Champions, magari portandoci più avanti possibile in Europa. Mo dobbiamo vedere, la Coppa Italia è difficilissima ragazzi, perché l'Atalanta che perde si sta concentrando per la Coppa Italia, vuole vincere un trofeo, adesso l'Atalanta mi sembra chiaro, e la Coppa Italia con 2 partite secche, insomma, andate e ritorna alla finale, stanno puntando tutto su quello, è chiarissimo. Quindi lui se ne andrà probabilmente sbattendo la porta, magari non dico da vincitore, ma comunque avendo portato a termine quello che era l'obiettivo stagionale. Questo è la mia speranza, o comunque se ne andrà, non ci siamo capiti, statevi bene, mi sono divertito, ho fatto il mio dovere, però in questo ambiente, quello dici, in questo ambiente io non riesco a lavorare bene, prendo schiaffi da tutte le parti e bastano altre 2 partite che di nuovo mi chiedono la mia testa, e così non si lavora bene, così non lavora bene lui, perché ha dimostrato anche lui di soffrire queste cose qua, e si trasla tutto sui giocatori che sono fragili mentalmente. La canzone è su Spotify, la canzone è su Apple Music, la canzone è su Amazon, quindi voi dovete cercare dove vi piace, dove più vi piace. Valerio Fluido Celentano, fragili mentalmente, tutto attaccato, hashtag fragili mentalmente, la troverete, cliccate, mettetela nelle vostre playlist, ascoltatela a loop, vediamo di farla girare, perché ragazzi questi sono fragili mentalmente. Poi in campo alle volte sono capaci di cose bellissime, come il dribbling di Elmas, Demme ancora verticale, Bakayoko ha fatto un paio di cose carine verticali, una palla pure l'ha persa male, però un'altra con la fisicità si è rimesso avanti. Bakayoko ha bisogno di riposo e tornerà la diga, che può essere lenta, la diga lentissima, ma da diga se stai al 100% ci può dare una grossa mano. Non buttiamo l'acqua col bambino tutto a mare, non lo so come si dice, chiediamo un pochino a Saverio Solito. Amici bellini, siamo arrivati a 5.000, bravi, ma adesso abbiamo un altro obiettivo, sono i 7.500. Dopodiché la giveaway avrà il sapore di magliette un po' diverse. Iscrivetevi al canale, c'è stato da Saverio Solito, non mi ricordo come mi chiamo.